Mai come questa volta l'impostazione che è stata data dal punto di vista regolamentare è quella di fare dei giochi che creino uno sviluppo durevole nei territori in cui le Olimpiadi sono accolte. Infrastrutturare bene e rigenerare edilizia per scopi residenziali e non solo turistici, con strutture utilizzabili già all'indomani della fine dell'evento. Sulla carta c'è tutto, ma ora deve essere tradotto in realtà, rileva lo studio commissionato da ANCE Veneto, presentato a Cortina a meno di 1000 giorni dalle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. È molto stringente il parametro della sostenibilità, per questo è necessaria l'attivazione di processi virtuosi legati all'evento, ma che possono continuare nel tempo. All'Alexander Girardi Hall, ANCE Veneto ha fatto il punto sull'occasione di rilancio olimpica, che è una sfida per tutti. Guai ci mancasse questo ottimismo e questa volontà di arrivare. Certo è vero, 1000 giorni all'inizio dei giochi, con tutte le opere che ci sono da fare, non sono pochi. Non sono ahimè neanche 1000, perché purtroppo da calendario sono 1000, ma in cantiere dovesse piovere, dovesse nevicare, ci dovesse essere ghiaccio, ahimè non si può lavorare, quindi sarebbero anche meno. Accelerare subito e puntare su tutte le opere essenziali e indifferibili ai fini della realizzazione dell'evento, con l'obiettivo che gli investimenti restino sul territorio. Prima di tutto doteremo l'impiantistica sportiva d'eccellenza per poter svolgere le gare e poi arriveranno anche tutte quelle infrastrutture di supporto che faranno fare un salto di qualità tanto alla località di Cortina quanto alla nostra montagna e tutta la nostra regione.